Con il GM della Dinamo Banco di Sardegna, Federico Pasquini, sì, l'abbiamo detto fuori onda, un altro tassello in questa storia e questa società, insomma, ti vede fortemente coinvolto. Ma sì, sono contento perché alla fine portare via anche qualcosa a livello europeo ti dà una dimensione diversa, è il quinto trofeo che vinciamo qua tutti insieme, per cui è chiaro che è una gioia particolare perché ci mancava avere la possibilità adesso di aver messo il nome anche in Europa, oggi si parla tutti di noi, per cui siamo sicuramente molto contenti. Una piccola realtà come quella della Dinamo, che poi piccola non è, o almeno lo è nei numeri per quanto riguarda la città, per quanto riguarda il territorio, se vogliamo dircela tutta, si è ritagliato uno spazio importante e soprattutto il rispetto anche in giro per l'Europa. Questo lo abbiamo capito da tante testimonianze di affetto che vi sono arrivate in queste ore. Sì, la cosa importante alla fine è come lavori. Abbiamo lavorato in maniera seria, abbiamo cercato sempre di fare in modo di mettere ogni giorno un mattoncino per diventare consistenti e solidi come squadra. Il fatto di rimanere sempre lì te lo permette e poi fai le modifiche che ti possono far essere più o meno competitivo, però sai, quando sono quasi 10 anni che sei abbastanza consolidato come società seria e come società che comunque sta sempre in un certo livello sia in Europa che in Italia, è normale che poi tutti conoscono Sassari, a prescindere che possa essere una realtà, diciamo, di provincia, per cui alla fine lavorare in un certo modo a prescindere dalla realtà in cui sei ti consente sempre di poter essere, dico io, serio, per cui noi siamo molto seri. Federico, questa è una squadra che non finisce di stupire, voi per l'avvento in panca di Pozzecco, che poi alla fine ha portato quella ventata probabilmente anche di serenità, però grande merito va alla costruzione iniziale di questa squadra, che peraltro è made in Pasquini e soprattutto il coach che ha preceduto Gianmarco Pozzecco. Ma sì, devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro quest'estate con Enzo, siamo riusciti a trovare quei giocatori che si andassero a inserire con i 5 giocatori che abbiamo confermato dall'anno scorso. Poter iniziare con una base così allargata ti aiuta molto, e poi dico sempre che ci vuole tempo per far crescere la squadra, e nel momento in cui ci stavamo un po' incartando l'arrivo del Poz ha fatto in modo che ci sia stato, come dici giustamente te, quella botta di energia, di fiducia che ha consentito poi alla squadra di vincere. Quando vinci poi acquisisci fiducia, il diventare leggeri pur essendo una situazione pesante dal punto di vista della classifica, perché comunque eravamo messi molto male, ci ha permesso di tirare fuori poi il valore reale di questi giocatori inseriti in un contesto di squadra che giorno dopo giorno stava migliorando. Sono giocatori tutti abbastanza giovani, sono tutti giocatori che possono veramente avere un futuro importante a livello europeo, per cui devo dire che tra quello che c'è stato all'inizio e quello che c'è stato nel periodo finale direi che siamo messi a buon punto per avere un buon finale di stagione. Ultimissima domanda, e naturalmente il riferimento non può che essere per Marco Spissu. Marco Spissu è un prodotto della Dinamo, si è fatto le ossa fuori, quest'anno crediamo che possa essere davvero l'anno della consacrazione, perché abbiamo visto carattere, abbiamo visto quell'orgoglio che poi ha sempre contraddistinto la gente di Sardegna, passami la mia espressione anche se ormai ti considero uno di noi. E questo orgoglio può portarlo lontano? Beh, è già un pezzo lontano, se devo dire la verità. La cosa mi fa piacere perché nel 2011, quando lui aveva 16 anni, abbiamo deciso un po' di programmare insieme la carriera, chiaramente, con la famiglia, col ragazzo stesso che è molto sveglio, e da lì la possibilità di andare in altre realtà per farsi le ossa, per poi crescere sempre, arrivare al picco della Virtus 2 anni fa in A2, arrivare l'anno scorso qui e capire quella che era la Serie A1, migliorare ogni santo giorno. Ha sempre lavorato duro ogni giorno, ha la cazzimma giusta, e sono contento del fatto che adesso sia sicuramente un giocatore che credo che debba essere considerato onestamente per i mondiali, perché comunque è un giocatore che ha la sua capacità di fare così tanto canestro, di cambiare il ritmo della partita e giocare con quel tipo di brio e di energia. Sicuramente non sono in tanti ad avercelo, per cui con questo avvento, diciamo, del Poz, che
secondo me rivede un pochino se stesso in Marco, ha acquisito poi quella leggerezza che gli permette di essere decisivo nel momento importante della partita, e questo per un playmaker è la cosa più importante. Allora, ringraziandoti intanto per il tempo che ci hai dedicato come Sardegna DS, vogliamo solo chiederti l'ultima cosa. A 2 giornate dal termine della regular season, la Dinamo improvvisamente si ritrova in quel gruppo che può far ben sperare per l'approdo finale ai playoff. Sì, onestamente devo dire la partita di domenica con Trieste per diverse ragioni la vedo molto complicata, perché Trieste è molto forte, perché noi vediamo comunque da una settimana particolare, però faremo di tutto per recuperare da qui a domenica l'energia soprattutto di testa, più prima che di gambe. E una volta fatto questo dobbiamo concentrarci sulla partita con Cantù, che rischia di essere poi quella che dà la definitiva posizione, che sia che facciamo 2 su 2 quindi essere quarti, o che sia una condizione che facciamo 1 su 2 e balliamo dal sesto ottavo posto. Questa è la mia impressione. Credo che mai come quest'anno chi arriva dal quinto all'ottavo posto sarà veramente pericoloso per le prime 4, perché poi le prime 4 almeno un paio di queste hanno un qualcosa che in questo momento non le fa stare bene, e quindi si va verso un playoff molto avvincente. Speriamo adesso dopo questa sbornia nella Coppa di tornare a testa bassa e continuare ai livelli che stiamo facendo adesso.